Ciao, benvenuto. Oggi sono tornato in Val Torre, sono vicino alla casera Niskiwark, sono tornato qui per fare un giretto. Sono appena partito e ho visto una persona che mi sembra di conoscere. Adesso vado a disturbare e vediamo se è davvero lui. Scusi, ma lei fa video su YouTube? No, No? qua cerco funghi. Ah, Eh, vabbè, allora mi scusi, devo averla Ok. scambiata per qualcun altro. Buona giornata. salve anche a lei. Oh, che figura. Non era lui. Vabbè, mi sono sbagliato. Adesso parto anch'io in quella direzione e noi ci sentiamo dopo. Ciao. Allora, quello che hai visto nell'intro era effettivamente Peugeot. Sono qui con lui a fare un giro, è venuto da queste parti, allora ci siamo incontrati e oggi siamo venuti qui a dormire. Poi domani lui proseguirà per il suo cammino e allora siamo arrivati qua su a Niskiwark, ci siamo sistemati, ormai siamo qui già da un paio di ore. Abbiamo mangiato una roba, adesso siamo qui, abbiamo fatto un giro, siamo andati a visitare una cannoniera che c'è qua sopra e adesso ormai sono le 7, staremo ancora qui un po' finché c'è luce, dopo ci prepariamo la cena. Questa è la famosa casera Niskiwark, ci sono stato quest'inverno e adesso puoi anche vedere un po' le differenze tra com'era d'inverno e com'è adesso. Ad esempio questa panchina quest'inverno era completamente sommersa, quindi ecco per darti un po' l'idea di quanta neve c'era. Allora adesso ci godiamo ancora un po' la serata, ci vediamo domani mattina sperando che non piova. Per adesso tiene su, ci sono un po' di nuvole di passaggio, domani dovrebbe essere un po' più brutto, speriamo che veramente non piova, non tanto per me che domani torno giù a valle e vado a casa, ma per Peugeot che ha intenzione di farsi ancora un po' di chilometri. Bon dai, noi ci sentiamo domani mattina, ciao! Cosa stai filmando? La situation? La situation. Allora la situation è formaggio nostrano, Montasio, salamino, Salamino. Peugeot. Che spettacolo. Essere tuo ospite qua a casa tua. Guarda. E qua c'è il risotto, speck e radicchio per non far sentire Peugeot lontano da casa. Fai vedere, aspetta, guarda qua. Fuocherello. Fuocherello. Si sta bene. Sì. E beh, qua tra l'altro anche c'è la luce elettrica con un super accrocchio, ovvero Ce la fai su?
Sì. Siamo un po' di luce. No, boh, ma si vede, dai. Batteria della macchina con i cavetti e luce a basso consumo. E Io mando. via, vai. Stendino tattico. Allora ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, adesso abbiamo raccattato su un po' le robe e ripartiamo. Peugeot verrà ancora per un paio di ore con me, torna giù con me, lo porto in un altro paese. Sì, un po' più Così, avanti. un po' più avanti, visto che domani e dopodomani dovrebbe piovere, allora è meglio se si avvicina un po' verso casa, dove trova anche altre strutture per passare la notte. Meglio di una panchina avere il tetto, Vero, no? sì. Ecco. Bene, allora adesso torniamo giù, ti lascio, insomma, verrai un po' con noi fino sotto in valle di nuovo e poi in caso ci salutiamo giù. A dopo. Allora, in meno di un'oretta siamo arrivati giù alla macchina e adesso porto Peugeot qua giù al primo paese dove c'è una stazioncina delle corriere e così può un po' pianificare il ritorno verso casa. Allora, vabbè, intanto ringrazio Peugeot di essere venuto a trovarmi. E così ci siamo incontrati, abbiamo fatto anche un pernottamento assieme, magari non proprio stile bushcraft, ma No, più ma stile mio. ci voleva proprio questo. Bene, perfetto. Allora dai, io spero che il video ti sia piaciuto e noi ci Io vediamo. ringrazio Riccardo, Ok. scusa No, dai, se ti tranquillo. interrompo. Grazie tantissimo. È stato stupendo. Io addirittura, bene, grazie. Bene, dai, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Dove sei? Stai riprendendo? Sì. Vai. No, boh, ma aspetta. No, aspetta, dobbiamo rifarlo. Allora, aspetta. Ciao a tutti.